siamo bene. Ciao, siamo a Passo Cibiana col CAI di San Donà e niente, dobbiamo andare a Spitz de San Piero. Spitz de San Piero e niente, non so tanto, nel senso che abbiamo scaricato una simil traccia, ma non avendo organizzato noi non so di preciso. Dovremmo trovare anche una baita. Dovremmo trovare una baita, esatto, e vediamo insomma. Oggi c'è anche Aurora, è pronta e carica. Wow, che bello. Bene, è tornata. Bene, buona visione. Ciao. Una volta arrivati da questa forestale, subito dopo troviamo un bivio e noi qua prendiamo a destra. Seguiamo sempre l'anello Zoldano. Ora siamo a Casera Copada Alta. Qui c'eravamo già stati un inverno, paesaggio totalmente diverso. Qui è una piccola deviazione, andiamo a vedere una forcella, un punto panoramico. Siamo a Pian d'Angias, a 1870 metri. Ormai dovrebbe mancare poco alla baita. E comunque fa caldo. prevediamo di non fare lo Spitz di San Piero. Manu ci spiega il perché. Fermati un secondo, se no mi balla. Balla, fottite. Ok? No, l'intenzione era di farlo, ma tanta gente, tanto caldo e arriviamo anche a un orario balordo. In più bisogna andare su a piccoli gruppi perché la cima è piccolina e allora niente, volta faremo un'altra volta, è inutile star qua a perdere anche magari mezza giornata. E niente, Bini, ci vediamo là alla baita. Ciao. Ora arriviamo alla forcella delle Calades. Ok? Prendi nota. Ecco la nostra situazione in attesa degli scalatori che sono andati a fare lo Spitz. Per noi troppo caldo, ci siamo messi qua sotto, guarda qua, bello fresco. Dopo appena mi alzo vi faccio vedere la baitina qua che è molto bella. Adesso ci vediamo un po' di relax. Bene, adesso ci siamo radunati tutti, procediamo di nuovo per lo stesso sentiero fino alla macchina e nel caso ci vediamo là per i saluti. Ciao! Oh, eccoci qua, finalmente a fine sentiero siamo riusciti a beccare anche Aurora, perché oggi Aurora proprio non ce lo aspettavamo, la migliora sì, e si è andata a fare lo Spitz contro i genitori che sono rimasti giù ad aspettare. Sotto l'albero a fare i poltroni. Bene, dai. Allora, sentiamo Aurora che ci racconta almeno come è andata oggi, compreso lo Spitz che noi non abbiamo visto. Tutto qua fino alla casera là, bene. Dopo di là tirava tanto e faceva caldo, i pinimughi trattenevano il calore. Ma loro ti vogliono bene. No. E poi lasciano andare tutto
Questo abbiamo. Bene ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Grazie a tutti.